felice e se ne innamora, infelice perché il matrimonio era combinato. Alla fine Jacopo Ortis finirà suicida con un pugnale nel cuore dopo essersi ammalato, avere viaggiato e parlato di amore e patria con il Parini. E qui secondo me il suicidio assume anche un valore spirituale, proprio come i valori di libertà, di ideali e di patriottismo. E io direi quindi di dare il via al trailer e di godercelo tutto. Un cavaliere d'altri tempi. Ho saputo che siete nelle liste di proscrizione. Un amore immortale. Una storia antica ed attuale. Perché non si tenta una ribellione? Una patria da difendere. Io vi scongiuro, in nome di Teresa, partite! Giuliano Mozzato Film Production, in collaborazione con Veneto Film, tratto dalle ultime lettere di Jacopo Ortis, è lieta di presentarvi Vera storia di due amanti infelici, con Lazam Abazi, Vera Atiuschina, Fiammetta Ventura, Giuliano Mozzato, Filippo Gualandi, Fabio Dalla Tomba, Alessandro Coppola, Vadim Sichov, Giovanni D'Amato, regia di Helen Kain. Vera storia di due amanti infelici. Fiammetta Ventura, Vera Atiuschina, Lazam Abazi, Alessandro Coppola, Filippo Guarandi, più bello d'Italia, Fabio Dalla Tomba, Alessandro Coppola, Vadim Sichov, Giuliano Mozzato, insomma tantissimi. Ma partiamo subito dagli ospiti che abbiamo qui presenti. Lei dice sì, di no, perché sa di essere la prima. Chi vuole rompere il ghiaccio? Partiamo dal più bello d'Italia, facciamo rompere a lui il ghiaccio, sconvolgiamo quelli che sono i classici cani. Allora, il più bello d'Italia, Filippo Gualandi. Qual è stata la tua esperienza all'interno del cast? Mi sono trovato molto bene. Anzi, facciamo girare quelli di microfoni, questo tempo io. Col cast mi sono trovato molto bene, è stata una delle mie prime esperienze dove ho recitato e ho fatto un corso di recitazione, diciamo che ho messo in atto ciò che ho studiato, è stato molto bello e elettrizzante fare parte del cast. Sì, considerando che se non sbaglio Filippo Gualandi, è la prima volta che partecipa a un film, si è presentato moltissimo, io come regista l'ho seguito, però all'inizio c'era un po' di timidezza, un po' si sciolto. Non è facile per uno che gira il film la prima volta avere più cose, avere 5 minuti interi di video da girare. Quel giorno mi ricordo che abbiamo fatto 42 cose per qualcosa come 250 giacche. Lo ringrazio perché ho avuto molta pazienza e questo denota la volontà di fare, di cimentarsi in questo mondo dello spettacolo del cinema. Bello, e poi mi è piaciuto molto elettrizzante, quindi un aggettivo di quelli belli tosti. E quindi un applauso anche al nostro Filippo che ha fatto la carriera artistica. Ma adesso passiamo a Vera Atiuschina. Come mai hai deciso di fare il casting di Vera storia di due amanti infelici? Da bambina avevo sempre sognato di diventare un'attrice e perché ho accettato questo ruolo, perché come conoscete tutti io provengo dal mondo dello spettacolo e comunque non
è semplice fare questo gradino nel mondo del cinema, soprattutto da una ragazza straniera. Io sempre avevo ricevuto nel passato delle proposte di fare dei ruoli tipo della prostituta, soprattutto perché sono i ruoli che propongono alle ragazze straniere. Quando ho ricevuto questa proposta di un ruolo drammatico, soprattutto da una ragazza come me che ride sempre, io ho esperienza diciamo più nel mondo della comicità. Per me è stata veramente una scoperta enorme vedermi piangere, essere così concentrata in questo ruolo e dare, credo che quello che voi volevate. Mi sono veramente impegnata. E avere questo debutto nel mondo del cinema e in un ruolo drammatico da una ragazza straniera come me, credo che è un vantaggio molto importante. E io sono orgogliosa di me stessa veramente di aver fatto questo ruolo, e io posso dire a tutti che il mio debutto è stato con un ruolo drammatico molto impegnativo e non con un semplice ruolo di una prostituta. Benissimo, e che cosa? Io applaudo e poi è difficile scrollarsi addosso l'etichetta di un personaggio a cui è stato cucito magari un nome, una parte, no? Quindi quella è la parte più difficile. E tu in questo passaggio di personaggio hai mai pensato di dire no, mollo tutto, sono in crisi, non ce la faccio? Quello che mi è successo, il mio pianto è stato molto veramente vero. Io anche adesso mi sono commossa quando, dire la verità, quando ho visto quel volto talmente stravolto e pensare che ero io, cioè ancora non ci credo, però so che sono stata io veramente, no? E io sono una persona anche molto emotiva e quello che faccio veramente con tanto impegno e soprattutto con amore per qualsiasi cosa. E scusami, io ho pianto veramente tutto il giorno, ho cercato di essere sempre concentrata nel mio ruolo, perché quando ti dicono 1, 2, 3, tu devi essere pronto subito, non è che ti danno la possibilità di preparazione, voglio dire, che tipo, perché per tirar fuori quel ruolo devi veramente provarlo, se no è inutile